sono molto felice di essere al Festival Veneto con il mio film. È un contesto particolare perché è un festival dedicato ai ragazzi e questo devo dire che mi incuriosisce, mi carica molto, perché il mio film l'ho fatto anche per raccontare una storia che a me è arrivata da lontano e mi auguro, ecco, che poi un pubblico di giovani possa capirne la necessità. C'è un altro motivo che mi inorgoglisce molto, il fatto che il mio è l'unico film Itacar, l'unico film italiano presente al festival, ed è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, quindi da un lato mi sento appunto onorato di questa cosa, mi inorgoglisce molto, dall'altro mi preoccupa perché comunque il confronto con il cinema europeo, comunque internazionale, è sempre un banco di prova rischioso e allo stesso tempo molto molto bello, interessante per chi fa il mio lavoro. Spero di rappresentare in modo giusto l'Italia, in qualche modo anche di meritare quello che è stata l'occasione che mi è stata offerta dal festival. Ecco, un confronto con i ragazzi anche, cioè Sì. quindi un modo diverso anche di porsi in una rassegna cinematografica. Certo, come dicevo prima, è sempre stata un'esigenza quella di portare il film a un pubblico giovane. L'esperienza più interessante che ho fatto finora è stato il confronto per esempio con le scuole, che mi ha girato molto per le scuole. E allora essere in un contesto che non è quello ufficiale della scuola, ma è un festival, dove appunto il rapporto è meno mediato, non ci sono gli insegnanti, il rapporto è diretto tra lo sguardo dei ragazzi e il film, beh, è qualcosa che mi sembra molto, insomma, mi sembra un'esperienza necessaria per me. Era uno degli obiettivi che avevo quando abbiamo cominciato a pensare a questo progetto, un progetto particolare perché parla degli anni 60, racconta una storia che non è legata al quotidiano, al vissuto quotidiano. Quindi mi sembra particolarmente interessante poter ascoltare le reazioni di chi appunto è giovane e lo viene a vedere. Ecco, anche il regista è giovane, e che cosa si sente di dire ai ragazzi, cioè che vogliono intraprendere una carriera o comunque approcciarsi a questo mondo? Certo, è un momento che in questo momento sta mettendo a rischio in qualche modo i sogni, no? Si tende veramente a restringere il proprio ambito, il proprio spazio. Invece quello che mi sento dire io è di buttarsi, di desiderarlo e farlo, quello che è la propria necessità, metterla in pratica la propria necessità di esprimersi, di raccontare delle storie. In questo momento c'è bisogno davvero di sguardi nuovi per questo paese e il cinema è un terreno particolare dove ci si può mettere in gioco in questo senso. E allora se c'è qualcuno tra i ragazzi che vedranno il film che può essere stimolato dal fatto che io comunque ho avuto abbastanza presto l'occasione di fare il mio film, e questo è un altro motivo di orgoglio per me.